Onorevole Michele Catanzaro, un suo commento sulla finanziaria che ieri è stata approvata, un evento importante perché dopo tantissimi anni finalmente la Regione non va all'esercizio provvisorio. Ecco, voi avete dato anche il vostro contributo pur essendo un partito di opposizione. Ecco, come e in che direzione? Ma guardi, noi abbiamo dato il nostro contributo soprattutto dando dei suggerimenti importanti a quello che è stato il miglioramento della finanziaria. Abbiamo dimostrato grande senso di responsabilità, ringraziamo il governo regionale perché ha permesso alle opposizioni per la prima volta di fare fronte comune e obiettivamente siamo opposizione in Parlamento, ma all'esterno siamo le tre minoranze che oggi rappresentano una opposizione e sono la maggioranza in Sicilia. Questo governo ancora una volta dimostra in continuità di colore politico di non avere una strategia e una visione unanima rispetto all'approvazione della finanziaria perché non c'è nulla di importante e di concreto tranne quello che il governo ha fatto portando a casa delle esigenze per i territori, per i vari deputati di maggioranza e tralasciando invece gli argomenti e le cose importanti che invece servono per la nostra terra e per la Sicilia tutta. Uno per tutti, ad esempio il diritto alla salute. Noi abbiamo un problema sulla sanità, ma come sull'agricoltura, ma come sul diritto allo studio, sono tutti argomenti che obiettivamente questo governo regionale tralascia perché pensa forse alle mance elettorali per ovviamente dare sfogo e inizio alla campagna delle europee. Ecco, anche in presenza di Schifani, ecco, c'era una critica che a quanto pare diceva che Schifani non ha presenziato alla seduta. Guardi, il Presidente della Regione ha iniziato nell'insediamento di questa legislatura dicendo che lui garantiva la presenza perché ritiene che il governo regionale doveva essere parlamentarista, ma di fatto non c'è traccia del Presidente Schifani in aula. Ritengo che questo è una caduta di stile, anche perché il Parlamento, al di là del governo regionale che presenta la finanziaria, ma poi è il Parlamento che la vota, quindi nel rispetto della deputazione tutta, maggioranza e opposizione, è un fatto sicuramente non positivo, non bello. Ricordo a tutti che per 2 mesi siamo andati dietro a Schifani per parlare dell'argomento degli incendi in Sicilia e dopo forse 2 mesi e mezzo di richiesta lui è venuto in aula a relazionare su un argomento che tuttora rimane argomento attuale. Stamani è arrivata una nota stampa del PD di Realmonte per una precisazione che riguarda appunto un finanziamento cui voi siete stati particolarmente attivi nel comunicarlo. Mi fa piacere che ci sia stata chiarezza da parte del PD di Realmonte perché purtroppo, non so, magari forse è una dimenticanza temporale da parte del sindaco attuale di Realmonte, ma il finanziamento è stato portato avanti da me, da noi, da gruppo parlamentare del PD nella finanziaria del 2022, quindi suppongo magari che il sindaco o abbia sbagliato nel suo cambio di casacche che c'è stato in forma temporale. Penso che non sia un dolo, penso che sia soltanto un difetto di comunicazione sua, non credo che ci sia dolo nella comunicazione, però è giusto che si rimetta come dire, con la verità per dare il giusto a chi ovviamente si è impegnato, e in quel caso si sono impegnati il partito di Realmonte, il gruppo che ovviamente rappresenta il nostro partito a Realmonte, mi ha suggerito in quel momento che c'era questa opera e in quella finanziaria io l'ho inserita. Quindi, riguardava il finanziamento di 470.000 euro per la ristrutturazione del campo sportivo. Assolutamente
assolutamente confermo che quello è un finanziamento che noi abbiamo messo nella finanziaria del 2022.